Questa è l'Assemblea dei Veneti, è il Parlamento dei Veneti, suolo sacro. È inaccettabile quello che abbiamo visto in questi giorni. Per quanto mi riguarda, ci dovesse essere un altro passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia o a Forza Italia, da qui alla fine della legislatura la maggioranza muore e muore anche l'alleanza per le prossime elezioni. Tutto questo è inaccettabile. Impossibile pensare che Bulldog Marcato non indossasse l'armatura per lanciare l'ultimatum a Fratelli d'Italia, a Forza Italia e ai possibili nuovi transfughi, perché l'emorragia non sembra finita, ma dopo Marco Andreoli e Silvia Rizzotto un altro salto dalla Lega farebbe traboccare il vaso. Antena 3 aveva anticipato tutto più di un mese fa con un servizio che il 14 marzo iniziava così. Uno smottamento a destra potrebbe essere imminente a Venezia e a rilevarlo idealmente sono i sismografi di Palazzo Ferrofini. Il passaggio di alcuni esponenti regionali dalle file zaiane lighiste a quelle meloniane non sarebbe solo fantapolitica. Nel veronese in pole position ci sarebbe Marco Andreoli, nella Marca trevigiana Silvia Rizzotto. I nomi di Marco Andreoli e di Silvia Rizzotto dunque erano già sul piatto, come quello di Fabiano Barbisan, che però allora negava ogni velleità. Assolutamente no. Anche perché alla mia, giovane età, 71 anni compiuti, non è che abbia tante velleità di andare sotto altri ombrelloni, ecco. Chissà se in un mese qualcosa è cambiato. Il suo nome infatti sembra tornato in rampa di lancio per il salto. Voci sempre più insistenti lo danno molto vicino all'addio al Carroccio e non sarebbe l'ultimo. Per i maligni o i realisti trattasi della paura del dopo Zaia e della sfida all'ultimo voto con Fratelli d'Italia. Se si preannuncia un forte ridimensionamento di consiglieri leghisti nel post voto, perché non cercare fortuna altrove? Ingrati li ha chiamati lo stesso Zaia, che è tornato a invocare il vincolo di mandato. Il partito cerca di fare quadrato, Marcato evoca la fine dell'alleanza, il capogruppo Alberto Villanova rincara. Dobbiamo essere pronti a ogni scenario, attacca in una nota, sempre con la schiena dritta e senza alcuna paura. Chi pensa di indebolirci in Regione Veneto o fermare la nostra traiettoria si sbaglia. Sono mesi, continua, che aspettavamo di vedere chi per primo se ne sarebbe andato. Ora che è successo ci stringiamo attorno al nostro presidente Zaia, al nostro segretario Stefani e andiamo avanti. Nessun commento dal segretario regionale dei Meloniani Luca De Carlo, da tempo impegnato a evitare troppi strappi, ma non potrà durare a lungo. L'esito del primo duello, quello sul candidato alla presidenza per il centrodestra, è dietro l'angolo. Lo ha ricordato il sondaggio lanciato da Ring, che alla domanda su chi dovesse guidare la compagine ha visto prevalere peraltro proprio Fratelli d'Italia con il 56,5% contro il 43,5% della Lega. Suggestione o previsione poco conta, i coltelli sono ben affilati.